Rieccoci, Primus Inter Pares, ci facciamo l'autopubblicità ogni volta al rientro, un programma di TV7, il gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Elisabetta, novità dal web? Allora, io colgo l'occasione di una notizia che è uscita adesso, riferita alla Lombardia, per chiedere se, ai nostri ospiti se la vedono come attuabile anche nei teatri, o come una possibile direttiva che anche il governo potrà dare quando deciderà di riaprire i luoghi di spettacolo. Praticamente Fontana ha firmato questa ordinanza in cui ordina l'obbligo di rilevazione della temperatura nei luoghi di lavoro, quindi prima dell'accesso al luogo di lavoro ogni persona deve essere sottoposta appunto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro oppure di un suo delegato. Ovviamente se la temperatura risulterà superiore ai 37 gradi e mezzo la persona sarà messa in isolamento e saranno avvisate le autorità competenti, insomma il medico. Ecco, quindi vedete, credete che il governo potrà dare una disposizione simile quando deciderà di permettere le riaperture appunto dei luoghi di spettacolo e se la ritenete di facile attuazione? Ortobini diceva no. Andiamo a leggere i messaggi prima di presentare gli altri ospiti, perché davvero non li abbiamo letti, andiamo a leggere un po', ne passiamo a 4 grazie alla regia. Capisco le vostre richieste, purtroppo però è difficile tornare a teatro fino a che ci sarà questo virus, perché si è tutti vicini. Andiamo a un altro messaggio. Se magari vi firmate sarebbe piacevole. Buonasera, anche se abbiamo i vostri numeri. Buonasera, avrei una domanda per Zed. Io ho comprato i biglietti per il concerto di Tiziano Ferro, vorrei sapere se si può essere rimborsati, poi risponderemo anche a questo, anzi abbiamo collegato proprio quello che ci parlerà dei biglietti, quindi tra poco proprio avremo lui. Classica vicenda all'italiana, stoppano tutto e non ci sono delle regole chiare e uguali per tutti. Come comportarsi? Punto di domanda, lo mettiamo noi. Vediamo l'ultimo della prima serie. Voi non avete la più pallida idea di quante persone nel mondo dello spettacolo vivono con un solo concerto, dalle maestranze non si ricorda mai nessuno, è vero, l'abbiamo detto, l'ha ridetto Reda Canziala, l'hanno detto un po' tutti quanti. Allora, collegato abbiamo, come dicevo, Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina, e ora abbiamo Giuseppe Giacobazzi, attore che tutti conoscete, e anche abbiamo Daniele Bei, che è l'amministratore delegato di Ticketmaster Italia, quindi è quello che vende i biglietti, che ci potrà rispondere lui proprio inerente alla domanda che abbiamo fatto. Allora vado da Giacobazzi, vediamo se riusciamo a vederlo, chiedo alla regia se me lo mette in video. Qui, per ringraziarlo ovviamente della disponibilità, Claudio se lo riusciamo a vederlo in video, grazie. Allora, come si sta quando non c'è, la domanda più banale, come si sta un artista quando non ci sono gli spettacoli, quando un artista fa sold out dappertutto, è uno dei più richiesti, è uno dei più amati dal pubblico italiano, è uno che riempie tutti i teatri 1, 2, 3 volte consecutivamente? Si sta male. Si sta male perché manca il confronto col pubblico, manca quello che è la tua passione, perché il nostro, chiamarlo lavoro, purtroppo è proprio una passione, è un amore che abbiamo. E d'altronde siamo in mezzo a questa tempesta, ma la differenza è che non siamo sulla stessa barca, perché c'è gente che ha una barca e può affrontare la tempesta e i suoi problemi, e c'è gente che a malapena ha un santo tempo. Ecco, Giacobazzi, se riesce a rimanere fermo sul microfono, perché la voce va e viene e magari riusciamo a sentirla meglio. Prego, stava dicendo? Allora, stavo dicendo? Ecco, adesso la sentiamo meglio, però non la vediamo, vediamo metà Giacobazzi, Noi vorremmo vederlo tutto Giacobazzi. Ecco, così la vedo bene Giacobazzi, così la vedo bene. Prego. Devo girare un po' tutto, sono anziano. Ormai i nostri ospiti sono anche tecnici. Dicevo che siamo nella stessa tempesta, ma non siamo tutti sulla stessa barca, perché purtroppo molti di noi non hanno la barca che hanno altri. Alcuni hanno il salvagente, altri hanno il panfilo, quindi alcuni la supereranno bene, altri invece annaspano. Ed è un problema grave, non ci si ricorda mai abbastanza di quanta gente gira dietro le quinte di uno spettacolo, e quelli purtroppo sono fermi, come siamo fermi tutti, solo che alcuni ce la fanno a stare fermi anche 6 mesi, e gente invece che magari ha contato tutto, perché magari ha comprato un capannone nuovo, oppure ha fatto un mutuo perché le cose stavano andando bene, e quindi si trova con un'estate azzerata,
perché qui è tutto un discorso, un da farsi, un chissà, un vedremo, un regole, ma però... Ora, provare la febbre prima di andare a teatro è una cosa semplicissima, il problema è che si pone quando il teatro magari è esaurito per quella serata lì, e non è che una stagione c'è una persona sola che fa spettacolo, ma magari ce ne sono tante altre, e anche se la capienza del teatro la diminuisci a metà, devi considerare il fatto che ci vogliono più giornate per riuscire a fare tutte le serate che doveva fare quello spettacolo. Sì. E di conseguenza diventa un problema grande. Senta Giacomo, in virtù di questo, le faccio una domanda a un artista. Può succedere che tantissimi suoi colleghi di qualsiasi ramo, dalla classica alla lirica alla pop, chi fa anche cabaret, non faccia più questo lavoro, proprio venga da questo coronavirus tagliato completamente fuori perché è prolungato, perché non ha più la possibilità, perché ovviamente chi organizza questi eventi prenderà ovviamente i più conosciuti e quindi tanti magari meno importanti che però vivevano, come diceva lei, spariranno dalla scena? Purtroppo è proprio quello il rischio, perché io ho tanti colleghi che vivono sull'estate. E quest'estate è praticamente annullata. Ho tante compagnie, conosco delle piccole compagnie teatrali che hanno investito in prove per una stagione invernale intera e non vedevano l'ora di mettere in scena tutto quello che avevano provato, con dei budget anche piccoli, ma voglio dire, questa gente qui non avrà più la forza, perché i teatri non saranno più disponibili e non ci saranno più occasioni per poterlo fare. Perdere 6 mesi o un anno per molte persone vuol dire chiudere. Diceva, no, poi E noi siamo precari, non c'è un sostegno, non c'è una tutela per noi, siamo assolutamente una delle fazioni più precarie che esistano nel mondo del lavoro. Ecco, senta, volevo fare una domanda, perché volevo chiedere a lei proprio di un messaggio, chiedo a Claudio se riusciamo a mettere i nostri ospiti tutti in video, così magari possiamo parlare con tutti, e proprio chiedere a lei, prima è arrivato un messaggio che ha detto: io ho preso i biglietti per un determinato concerto e l'organizzazione darà i voucher, non so, ecco, ma cosa succederà se qualcuno vuole davvero i soldi indietro del concerto e come vi comporterete, visto che lei è un'azienda importantissima a livello mondiale per quanto riguarda la vendita dei biglietti? Allora, sui biglietti le regole sono abbastanza semplici. Se l'evento viene spostato, cioè non annullato ma riprogrammato nel quadro di un anno, il biglietto rimane valido, perciò non c'è indipendentemente dalla data? Il cliente può rivenderlo tramite la biglietteria principale con i sistemi previsti. E se l'evento viene annullato, è previsto dal decreto legge, del decreto che è stato attuato, di essere rimpiazzato da un voucher, perciò non sarà un rimborso monetario ma un voucher che rimarrà valido per un anno per acquistare altri biglietti. E quindi c'è la garanzia, insomma, che non vanno persi i soldi per l'utente in questo caso? No, assolutamente no. I casi di figura che sono in base due: o l'evento è annullato, perciò c'è un rimborso via voucher che può essere utilizzato nell'arco di un anno, o l'evento viene spostato e il biglietto rimane valido. Ecco, prima eravamo collegati, Piparo, lei voleva fare una domanda, Ottombina voleva fare una domanda. Riflettevo su quello che di buonasera. Buonasera Piparo. Buonasera. Buonasera. Diceva, ora si parla del Rigoletto a Villa Borghese, è un evento unico, non servirà. Io credo però che tutti ci dobbiamo interrogare su una cosa. Questo periodo, pensiamo fra 100 anni, quando ci sarà gente che studierà questo periodo che abbiamo trascorso. A me piacerebbe pensare che non fosse stato solo un periodo di chiusure. Naturalmente noi dobbiamo farci forza e dobbiamo occuparci soprattutto dei più deboli, che sono quelli che stanno dietro le quinte, non sono i grandi mattatori, solo i grandi mattatori che stanno sulla scena, come ha detto Red Canzian, come ha detto adesso il nostro attore romagnolo di Alfonsine, però credo che sia importante anche provare, ingegnarci a
a fare di queste regole che ci sono adesso, ovviamente non i 200 al chiuso, questo speriamo che ci siano sbagliati e che si ravvedano su questa cosa dei numeri, però dobbiamo trarre secondo me uno stimolo da questa situazione, non solo per stare ad aspettare che la situazione torni come prima, ma per creare dell'arte di questo periodo. Tipo, faccio un esempio. Dobbiamo naturalmente ragionare in termini di sostenibilità, ma ad esempio nello spettacolo lirico la questione del distanziamento, adesso non ci ricordiamo più, ma ci sono stati fior di registi in passato che hanno usato la distanza fra i personaggi per farne un motivo drammaturgico, ad esempio. Poi, sì, ma non può fare tutti gli spettacoli drammaturgici. No, ma ora si tratta di... Qui dobbiamo passare un guado, signori, qui dobbiamo passare un periodo e non credo che il silenzio assoluto sia necessariamente la soluzione. A me piacerebbe pensare ad una... cioè certamente è un momento in cui bisogna fare le formiche, in cui dobbiamo cercare delle forme sostenibili, con quello che sarà possibile, con questi numeri che speriamo aumentino, però non stiamo solo ad aspettare di poter fare quello che facevamo prima, perché stiamo tutti andando in un mondo diverso. Certo, assolutamente. Okay? E ogni volta, mi scusi, ogni volta che stiamo a lamentarci perché non c'è il mondo di prima, corriamo il rischio che qualcuno poi dica ma questi artisti... Ha detto praticamente quello che ho detto io, iniziamo intanto, no? Mi sembra in parole un po' diverse, però il problema è io inizierei però, sarei felice se si potesse anche entro l'estate, però il mio pensiero per tutti quanti. Valeria. Sì, mi collego benissimo al tema di questo mondo che cambia, perché sono convinta che stiamo andando verso un cambiamento epocale delle abitudini, soprattutto anche del consumatore del live. Ed è questo il motivo per cui in questo momento in cui siamo in lockdown totale, con questa nebbia infinita, abbiamo l'ignoto davanti sui tempi, anche perché quello che ci propongono non va assolutamente bene per noi. Allora, noi stiamo ragionando privatamente, ma anche insieme a Pipero, quindi stiamo cercando di capire come ricostruire il futuro, come poter ripartire facendo conto su quelle che sono le nostre esperienze. Per esempio, in tema di cambiamento totale, io penso che cambierà anche l'abitudine, per esempio, della biglietteria. Andremo verso un mondo sempre più smaterializzato, la digitalizzazione ci porterà ha avuto un'accelerazione in questo periodo. E infatti secondo me uno dei temi che stiamo affrontando anche con Ticketmaster, il signor Daniele Bei, proprio per capire come aggiornare i teatri, le strutture, quando adesso ci sarà la riapertura, per poter essere ancora più, cavalcare i tempi sostanzialmente. Quindi volevo parlare anche con lui di questo tema della smaterializzazione che secondo me è importantissimo perché molti dei servizi che abitualmente eravamo abituati ad acquistare fisicamente, d'ora in poi andremo ad acquistarli virtualmente. E questa forse sarà uno dei passaggi che ci porterà... Però Valeria non è così dal punto di vista personale la cosa di minore... Cioè, se voi date la disposizione di quanta gente va in un teatro o al Gran Teatro Geox o in qualsiasi altro posto, date la disposizione oppure gli scienziati, la comunità scientifica dirà possono andare 1000 persone, io credo che è facilissimo sotto un profilo organizzativo dire dove e come andare e digitalizzare certo, il tutto. Ma tu pensa un biglietto è cartaceo, viene toccato dalla maschera, cioè pensa solo anche alla consumazione, lo scontrino, quindi tutti i servizi che dovranno essere rivalutati, riportati al posto. Tra l'altro appunto parlando di biglietteria, questo è un tema secondo me nevralgico di cambiamento a cui stiamo andando praticamente incontro. È il moderno che sta arrivando, questo non c'era nessun dubbio, è vero Bei? Ma ci sono proprio delle tecnologie che in arrivo. E c'è delle tecnologie nuove, Bei, in arrivo? Vorrei fare un passo indietro, se me lo permette, perché noi siamo presenti come società in 40 mercati diversi nel mondo, perciò abbiamo anche una posizione quasi ideale per osservare quello che sta succedendo, l'andamento della crisi e anche il sentire delle persone. Allora, voglio essere positivo, c'è una sensazione generalizzata di voglia di life, cioè noi siamo una società di tecnologia, perciò abbiamo visto anche in questo periodo la tecnologia usata in modo diverso, cioè riuscire a mettere in contatto l'artista con il suo pubblico tramite la tecnologia, cioè lo streaming, queste idee. È un
divertimento, è un modo di rimanere in contatto, però non rimpiazza assolutamente la voglia del live. È impossibile, il live è tutt'altro, il live è un'esperienza, il pubblico fa parte dell'esperienza del live, fa parte dello spettacolo. Perciò ovviamente questi sono i messaggi molto chiari, si deve ripartire, si ripartirà, probabilmente si ripartirà i tempi, è molto difficile poterli identificare immediatamente. Allora ho sentito anche parlare di capienze di 200 persone al coperto, 1000 persone allo scoperto, cioè una risposta semplicistica a un problema complesso. Le strutture non si assomigliano, sono tutte diverse. 200 posti in una struttura possono essere troppi come possono essere pochissimi, 1000, perciò non si potrà fare il risparmio di una valutazione caso per caso. Però, per ritornare alla biglietteria. Però senta poi vengo da lei con la biglietteria, però credo che questa sera per tutti voi ospiti il problema più importante sia, e lo chiedo anche a Pippero e poi c'è anche Giacobazzi, ma soprattutto voi che organizzate il sistema delle biglietterie e il sistema organizzativo degli spettacoli nei vari teatri e nei vari stadi dove si organizza. Oggi il problema è dobbiamo ripartire. Come fare per ripartire? Cioè, oggi sul tavolo di lavoro tutti voi dovete trovarvi, decidere quello che dovete fare, come si deve fare per ripartire. Sono 200, sono 300, poi credo che la biglietteria, tutto il resto sarà una cosa di conseguenza, ma io credo che oggi l'impegno da parte vostra, in collaborazione con il governo, con chi avrà le responsabilità, è di andare sul tavolo di lavoro e dire signori, qui moriamo di fame tutti, bisogna ripartire. Come? Ci dai delle garanzie scientifiche, ci dai delle garanzie di salute, noi dobbiamo ripartire, il ZED deve ripartire, il teatro deve ripartire, Giacobazzi deve lavorare e questa è la priorità. Se tutto il resto, io credo che è sequenziale, cioè è importante, però se non partiamo non serve cioè partire, Valeria, dal mio modesto punto di vista. Ma io penso che si debba continuare ad alimentare la fiducia nel pubblico, in quelli che hanno acquistato il biglietto e anche quelli che magari pensano di acquistarlo, perché alimenti comunque il settore, anche in questo momento di nebbia, anche acquistare il biglietto di uno spettacolo riprogrammato nel 2021, fine 2020, ritengo sia un atto di fiducia. Il passaggio mio però non è questo, il passaggio mio è ripartire prima del 2021 e poi ovviamente nel fatto del biglietto avete ragione voi, cioè è indiscutibile, perché il biglietto va ristrutturato, va modernizzato, va preso col telefono, tutta la tecnologia moderna va usata. Questa è una proposta che noi facciamo effettivamente per poter ripartire prima, per poter dare assieme alla misurazione ripartire prima, Valeria, è compito di chi organizza questo oppure di chi organizza nel teatro la sicurezza di chi viene? Perché il problema credo sia questo prioritario dal mio modesto punto di vista, cioè io vengo al teatro, vado al Verdi, vado in qualsiasi teatro, vengo al Gran Teatro Oserva e ho la sicurezza di venire con tutta la tranquillità. Poi il biglietto è importante, ma è una conseguenza della sicurezza del biglietto via online, come ha detto lei, e va benissimo. Però io devo dire, voi che organizzate, trovare un sistema per organizzare nei tempi più brevi con le certezze e le sicurezze che oggi il protocollo prevede. Guarda, mi preoccuperei di questo io. Certo, dottor Borilli, infatti noi stiamo lavorando su un progetto di format pilota di ripartenza che vogliamo presentare alla commissione tecnico-scientifica, che vogliamo presentare al governo per spiegare, in cui mettiamo dentro una serie di valutazioni fatte da noi che siamo esperti, con un team di scienziati, di professionisti, perfetto, per cui cerchiamo di arrivare a questa soluzione. Questo era quello che volevo sentirvi dire, cioè io voglio che tutti voi lavorate con chi di dovere, non con me, ma per partire, poi tutto il resto. Lo stiamo facendo. Pippolo è d'accordo su questo almeno? Io sono d'accordo, però ripeto, mi piacerebbe tanto essere il ministro di riferimento e potermi occupare veramente di questa cosa, perché non può essere delegato al rischio degli imprenditori privati questa ripartenza. Questa ripartenza deve essere sostenuta da chi in questa situazione sta gestendo le sorti del paese. In effetti il tavolo di lavoro andrebbe fatto con loro. Concludo, guardi, io poi pure ci tengo a dire, io sono appartengo a quel 10% di imprese che sta anticipando la cassa integrazione ai propri dipendenti, perché non lasciamo a casa nessuno, non ci dimentichiamo di tutte le persone che stanno intorno a noi e che hanno permesso la nostra carriera, il nostro grande lavoro. Quindi io sul campo ci sto e sto facendo tutto quello che posso. Non posso sostituirmi al ministro, non posso sostituirmi alle autorità che devono veramente darci delle linee guida. Il comitato tecnico scientifico non si è mai consultato con noi operatori che gestiamo sale, che produciamo spettacoli. Io apprezzo l'idea della regia, dell'impostazione drammaturgica che in questo momento possa dare una rilettura di un Rigoletto a distanza
Sicuramente un evento può essere fatto con un retrogusto artistico un po' diverso, ma il problema è che dobbiamo riaprire tutte le sale italiane e non si può in tutte le sale italiane contare su questo contingentamento. Hanno fatto un'operazione che a noi oggi è come dire: non aprite, state buoni, state chiusi e riaprirete quando. Io ho pure lanciato a Roma l'idea di un bollino Covid free che ci devono dare però le autorità sanitarie. Ci vuole la responsabilità dell'Istituto Superiore di Sanità o l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dicano: se fai queste 10 cose il teatro è un luogo sano, è un luogo sicuro. Ecco, e solo così la gente riacquisterà un po' di fiducia. Pippo, io dicevo questo, ti sedevi in un tavolo di lavoro con chi di competenza, ovviamente non con me, ma con chi di competenza. Ma non ci vogliono. Ma perché non mi vogliono? Perché non ci vogliono? Io non so perché. Ma non siamo su quei tavoli. Valeri può preparare, non quello lì, può preparare l'enciclopedia britannica come dire, dei protocolli, ma se quel protocollo non viene letto da Capitan Cocoricò, i 2 virologi, 4 psicologi e la portinaia che hanno chiamato nel comitato tecnico scientifico, non vale niente. Quindi se mettono Piparo dentro il comitato tecnico-scientifico che prepara delle norme che siano fatte da gente del teatro, che per prima cosa ti dice... Ma perché Bentotto non lo mettono? Perché non mettono me? No, non mettono lei, non lei, perché non mettono un personaggio del... Ma questo lo devi chiedere a loro, che ne so io perché... Questa qui è gente, diciamo così, di primo accoglimento, no? È come aver preso 3 migranti e avergli fatto fare queste cose qua, perché hai preso 3 migranti, 2 virologi e gli hai detto: bene, si può riaprire? Sì, certo, 10 persone all'arena. E poi ti fermi e dici: ma cos'è che state dicendo? Siete matti? Quello che ha detto Piparo è la cosa giusta. In questa situazione l'unica cosa che noi possiamo fare è dirgli: Marameo, io non riapro fin quando non c'è uno dello spettacolo che è lì dentro e dice delle cose sensate. Perché quando tu dici apriamo, poi devi aggiungere perdendoci. Dunque, la signora ci deve perdere del suo, io devo perdere dei soldi del contribuente? Ma sei matto, vero? Io non ci devo perdere neanche una lira, perché fra 4 mesi il primo magistrato che si sveglia viene da me e mi dice: tu hai aperto e hai perso soldi, e perché? E hai riaperto in che condizioni? Hai fatto quella roba lì, ma sapevi che perdevi? Sì. Ma questo, ragazzi, è Corte dei Conti. O per lei, ancora peggio, è che ci perde dei soldi suoi. Ma non si fa così. Posso aggiungere una cosa? Non si fa così. No, potete pure, mi scusi, potete pure intervenire, basta che alzate la voce. Prego, e noi vediamo subito la linea, non c'è nessun problema. Sia Giacobazzi, sia Bei e anche Piparo, potete intervenire. Dico solo al volo, aggiungo solo una cosa ad aggravare tutto quello che stiamo dicendo. Io, datore di lavoro, oggi divento responsabile civilmente e penalmente se uno dei miei lavoratori, portati a lavorare con le norme di distanziamento e mascherine varie, se prende e contrae il virus, io sono responsabile penalmente e civilmente. Scusa Piparo, e ricorda a tutti qual è il reato. Facciamo così, ricorda a tutti qual è il reato, perché se non lo sai te lo dico io, è omicidio colposo. Bentotto, fermi tutti. Siete tutti collegati, Denis in regia, riuscite a collegarmi anche l'assessore regionale allo spettacolo Corazzari? Alla cultura. Gentilmente. Alla cultura. Come? La cultura. La cultura, scusami, capisca l'errore, ne ho talmente tanti, mi perdoni, Bertotto, mamma mia, se non mi perdoni alla cultura, se non mi perdoni, assessore cultura Regione Veneto, ha ragione, le chiedo scusa, però tra tutti quelli se sbaglio una parola mi corregga, io sono pronto a risistemare subito. Allora andiamo, se riusciamo a collegare anche lui, così parliamo, se ha qualche idea da proporre ovviamente al Ministro. Ritorniamo con i collegati. Voleva intervenire Bei o Giacobazzi? Non vorrei sbagliare il nome, altrimenti Bentotto mi ammazza. Non mi perdona nemmeno questo. Non ho capito bene.
Sì, Va bene, ok, casino. perfetto. Va bene, allora... Si stanno azzuffando nell'etere. Cosa c'è? No, c'erano un po' di rumori, per cui immaginavamo che si stessero azzuffando No, nell'etere. no, è il problema di vari collegamenti con Skype, con Zoom, con tant'altro. Era una battuta. Per me siamo in rigorosa diretta, quindi sono quasi le 23, quindi non so che abbiamo in linea perché mi dicono finché facciamo collegamento devi parlare in studio, quindi volevi intervenire Valeria? Ma io avrei tantissime cose da dire. Ci sono tutti quattro. Allora abbiamo anche l'assessore alla cultura della Regione Veneto, va bene Beltotto, non vorrei mai sbagliare, mi perdona, vero, se ho detto una parola, ho detto lo spettacolo, insomma. Eccolo, io lo ringrazio. Allora, grazie assessore, grazie soprattutto per l'orario, visto che abbiamo molti ospiti importanti e lei è quello che deve darci una mano per risolvere i problemi. Deve andare dal ministro Franceschini e mettere sul tavolo di lavoro tutte le persone che ci lavorano dietro e dire questi hanno bisogno di persone qualificate che conoscono il sistema dello spettacolo per fare un ragionamento serio per poter riniziare. Me lo fa questo gentile piacere un giorno? Inizio da qui. Buonasera a tutti, sicuramente è un impegno che tutti noi assessori alla cultura delle varie regioni abbiamo assunto fin dall'inizio di questa emergenza. E voglio sottolineare come ci siamo sempre rapportati con il Ministro, sottolineando come la cultura, gli spettacoli e anche lo sport, aggiungerei, sono tra i settori più colpiti da questa emergenza coronavirus. Settori che per loro natura prevedono la socialità, prevedono l'interazione tra le persone e che vedono l'impossibilità totale di svolgere le loro attività. Quindi settori che poi devono essere valutati anche per l'indotto economico che generano. Le faccio un esempio. Oggi in Veneto parlare di cultura significa parlare circa del 5% del prodotto interno della nostra regione e circa del 6% dell'occupazione. Quindi parliamo di una realtà che rappresenta sì un valore identitario e culturale, ma rappresenta anche un sistema economico fondamentale e aggiungerei fondamentale per altri settori importantissimi come primo fra tutti quello del turismo, che grazie proprio all'esistenza di un sistema culturale molto ramificato sulla nostra regione, che va appunto dallo spettacolo dal vivo, ai musei, le biblioteche, le nostre città d'arte, permette un'offerta turistica complessiva di altissimo livello che fa della regione del Veneto la prima regione turistica in Italia, dati ante crisi coronavirus, e di questo settore il primo settore economico per la nostra regione. Quindi al Ministro diciamo aiuta il mondo della cultura, perché aiutando la cultura aiuti un settore fondamentale come quello anche della nostra comunità e del nostro sistema economico. Assessore, perché secondo lei, come vi dice Beltotto, e non ho dubbio per crederci, il Ministro, chi di dovere, non prende in considerazione le proposte che fanno gli addetti ai lavori dei vari Pipero, dei vari Beltotto, dei vari Zed, e non prende in considerazione tutte le idee che hanno per poter fare un tavolo di lavoro, per poter iniziare in massima sicurezza al più presto, visto che sono del settore e quindi conoscono bene tutte le problematiche? Ma guardi, con tutta la volontà collaborativa che noi abbiamo nei confronti del Ministero, ci stiamo accorgendo che c'è un eccesso di regolamentazione, di burocrazia anche nell'interpretare questa fase 2 dell'emergenza coronavirus, ovvero della ripartenza. Le linee guida che abbiamo avuto modo di esaminare, perlomeno le prime bozze, sono totalmente inadeguate per poter ripartire effettivamente e per ridare il là a questi settori in modo concreto. E sarebbe come ridare a un guidatore la patente dicendo ora puoi guidare, legandogli però le mani dietro la schiena, vai a guidare ma ti vai a schiantare alla prima curva. Quindi è una situazione che secondo noi va calibrata sulle esigenze dei territori e dei soggetti che fanno cultura, che fanno spettacolo e che conoscono benissimo le loro esigenze. Noi sappiamo come Regione del Veneto, per esempio, che i nostri cittadini e i nostri operatori hanno dimostrato proprio in questa fase di emergenza un grande senso di responsabilità e un preciso puntuale rispetto delle regole. Dobbiamo dare fiducia a questo mondo e quindi lasciarli lavorare con delle norme che da un lato
permettano la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, ma dall'altro permettano di rendere sostenibili le attività. Ecco che in questo caso il numero delle presenze nei teatri deve essere tale da far sì che possa sostenersi la rappresentazione teatrale, stessa cosa dicasi del concerto e delle altre attività culturali. Giacobazzi. Quello che auspichiamo come regioni, ed è quello che abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio, è che a ogni regione venga lasciata l'autonomia di poter cucire un abito sartoriale su misura e di poter determinare delle linee guida ben chiare e che permettano il riavvio delle attività. È quello che vogliamo fare in Veneto. Giacobazzi, questa sera sto mettendo la buona volontà per poterla vedere al più presto a Gran Teatro Geox, ma sto facendo una fatica immane, perché davvero mi sembra che di valicare l'Everest in una maniera incredibile, dove io credo che, come diceva Piparo, mettendosi tutti, mettendo loro ovviamente i responsabili in un tavolo di lavoro, ovviamente qualcosina ne verrebbe fuori, mi sembra di capire, ma mi sembra di capire che qui siamo in Italia e qui è il solito, non dico la parola perché non è bello dirlo in televisione. Ma io credo fondamentalmente che ognuno possa avere un'idea, magari anche buona. Il problema è che le regole, i protocolli cambiano ogni 2 giorni, a seconda dell'andamento della curva dei contagiati e quant'altro. Ogni tanto si sveglia qualcuno e ha un'idea nuova. Come fai ad avere anche lì, ogni regione, non ritengo una cosa sensata, ogni regione fa quello che vuole. Ci dovrà essere almeno un minimo comune denominatore, perché voglio dire, chi vende biglietti a Roma vende i biglietti anche a Venezia. Di conseguenza avere almeno una traccia certa, un minimo di regole univoche per tutti. Poi è chiaro, ognuno conosce le proprie strutture e adegua le proprie strutture in base a quelle che sono le indicazioni, ma il problema è che le indicazioni, oggi come oggi, sono talmente vaghe che qualunque idea lascia il tempo che trova, secondo me. Mettersi a un tavolo con dei professionisti del settore sarebbe l'unica cosa sensata. Piparo, andate lì davanti al Ministero, non so nemmeno io. Che della discussione degli artisti a teatro o dei concerti dal vivo, della presentazione delle opere, ne parli uno che non è del settore. Puoi essere un virologo finché vuoi, però allora a quel punto mi devi dire cosa devo fare per poter mettere in atto quello che è il mio lavoro. Certo. Non la vedo una cosa così semplice. No, non è semplice, no, mi sembra di capire. Piparo, allora cosa bisogna fare, Piparo? Andare davanti al Ministero, incatenarsi? Tutti gli artisti si incatenano? Cosa bisogna fare, Piparo, per ottenere almeno la possibilità di avere un colloquio con i vari personaggi che decidono poi il futuro dello spettacolo, della cultura, del teatro e di tant'altro? Cosa bisogna fare per poter fare rumore? No, io non credo bisogna, nessuno qui pensa che ci sia un ministro o dei tecnici che vogliano fare un dispetto a Piparo, a Giacobazzi, a noi che non ci fanno andare in teatro. Io sono sicuro che loro, siamo d'accordo tutti, è chiaro che pure loro vorrebbero dire via liberi tutti, aprite, fate il vostro lavoro. Qui ci vuole semplicemente lucidità, ed essere insomma un po' imprenditori, artisti, creativi e organizzatori di entertainment con le spalle grosse e con i piedi per terra. Non ci dobbiamo illudere, non ci dobbiamo abbattere, ma dobbiamo essere concreti, consapevoli. Io ho fatto una proposta, per esempio, che è caduta nel vuoto, la porterò ancora avanti. Per far sopravvivere certe sale, e per sale parlo di teatri, di cinema, se a ottobre non saremo in condizioni di ripartire con una normalità per la nostra attività, di fare un accordo col Ministero dell'Università e dell'Istruzione per dare le nostre sale all'università per poter svolgere le lezioni col distanziamento necessario e permettere alle sale di avere quel cuscinetto di 2 o 3 mesi di attività alternativa per organizzarci a partire bene con l'inizio del nuovo anno, quando si spera che ci sia un vaccino, che ci sia qualcosa. Trovare delle forme di sostegno reale all'industria dello spettacolo che possa far lavorare. Io rinuncio poi alla cassa integrazione, rimetto dentro tutto il personale e riconverto la mia sala ad altre iniziative temporanee, cuscinetto. Gli artisti troveremo il modo di farli lavorare in situazioni, si parla tanto di questa Netflix della cultura, dello streaming, e io chiedo sempre, ma chi paga? Ma chi la fa? Come facciamo a convincere le persone
che il nostro mestiere, che è fatto di vita, di presenza fisica, si possa trasportare su un video 4K o con connessioni 5G e cominciamo abbiamo ucciso tutto quello che abbiamo seminato negli anni passati. Quindi vanno bene le iniziative cinesi. Se siete tutti brevi, allora, brevissimo, è solo per dare l'esempio, perché anch'io come Piparo condivido totalmente, non c'è nessuno che ci vuole fare un dispetto, ma loro pensano, o qualcuno pensa, che il Teatro La Fenice, che è un bellissimo teatro all'italiana, e il Teatro Verdi, che è un bel teatro all'italiana, possono essere trattati nello stesso modo. Non è così. La Fenice ha la fortuna di avere delle poltroncine. Ci deve buttare via qualche soldo, naturalmente, per spostarle dalla platea? Sì. 10.000 euro, sto dicendo un pieno per vuoto naturalmente. Se io faccio la stessa cosa al Verdi, devo spenderne 80. Capite che non sono la stessa cosa? Stiamo parlando di 2 teatri all'italiana, lui fa 980 posti, se non ricordo male, il Teatro Verdi ne fa 810, 2 teatri all'italiana, più o meno le stesse misure. Stiamo parlando di 2 luoghi assolutamente diversi, perché il suo è stato arredato in un modo e il mio in un altro. E quindi se si pensa che io e lui possiamo avere la stessa soluzione, vuol dire che o non si conoscono i teatri o non si ha il valore del denaro. Posso essere cattivo, certo. Però no, cattivo nel senso provocatore, però nel senso che lei dice ok, c'è da fare questo intervento, però lei, essendo ovviamente una cosa pubblica, può avere l'aiuto dello Stato. Mi lascia terminare il concetto però. La Valeria e Zed o Piparo non hanno questa possibilità di dire spendo 10 perché devono arrangiarsi loro, quindi il loro rischio, lei giustamente è corretto quello che dice, spende soldi pubblici, però insomma lo Stato dice investiamo nei teatri e mettiamo a fondo perduto, ma lo Stato non lo dice a Piparo o alla Z, ha capito? Mi lascia terminare il concetto. Quindi lei riuscirà a sistemare il Verdi e sistemare la Fenice. La mia amica Valeria e Piparo, che è un amico che l'ho conosciuto stasera, si sparano o va a finire? Certo, ma è ovvio, si sparano, non sparatevi, ha capito il concetto? È ovvia la differenza tra pubblico e privato, ma in questo caso non penso che c'entri moltissimo. E il tema è altro, visto che c'è l'assessore... c'entrano i soldi, come no? Bentotto, c'entrano i soldi. Allora, i soldi pubblici valgono quelli dei privati, voglio che sì, però se lo Stato mi scusi sono arrogante, ma non voglio essere. No, non è che sei arrogante, stai dicendo una cosa che non c'entra. No, c'entra, Bentotto, c'entra, mi scusi, perché se lei vuole intervenire, fa e chiede allo Stato, lo Stato dice, faccio esempio, i soldi pubblici. Ok, per il Teatro Verdi, per la Fenice, il governo decide di investire, faccio un esempio, 10.000 euro per fare quello che dite voi, mettere in sicurezza i 2 teatri, ma non lo dice per il Gran Teatro Geox e per Piparo. Questo non può dirmi che non è importante, perché per lei, che giustamente deve valutare i soldi pubblici, lo Stato li mette a disposizione, per loro non li mette. Bene, allora lo Stato per fare l'intervento che abbiamo detto non mi darà mai quei soldi là, quindi non c'entra assolutamente niente. Per me glieli dà. No, non me li dà, chiedi, assessore è qui. Assessore, mi dai i soldi per portare via le poltrone per le poltrone della platea? Vediamo l'assessore Corazzano. No, questo no. No, ma sentiamo rispondere, perché così almeno sicuramente. Scusate, il tema della sostenibilità della cultura è un tema globale che vale sia per quanto riguarda gli enti che hanno una partecipazione pubblica e sia per quanto riguarda i soggetti privati. Fermo lì, assessore, fermo lì, voglio saperlo. Assessore, fermo lì, vediamo se riesco a terminare l'assessore. Come questo, parlare di risorse, fermo un secondo. Di risorse che devono sostenere entrambi questi elementi. Mi lasci che chieda, perché molto probabilmente sbaglio io. Allora abbiamo capito cosa dice Bentotto e il massimo rispetto. È così, Valeria? Ma in questo momento no, siamo in fiduciosa attesa, questo posso dire. In ogni caso, se le cose non andassero in questa direzione, io potrei dire che siamo in un regime di concorrenza sleale, perché dal momento in cui viene favorito con soldi pubblici una struttura e non viene favorita una privata, a quel punto una può aprire, una non può aprire, si chiamerebbe concorrenza sleale.
Ma io non credo che qualcuno ci dica che dobbiamo aprire o dobbiamo chiudere. Questa è una questione che non si è mai neanche posta lontanamente. Nessuno ci sta dando soldi o sta dando contributi ai teatri stabili o a teatri pubblici per aprire o per fare alcunché. Punto. Nessuna provvigione. Punto. Questo che riguardi il pubblico o il privato. Poi, se si vuol dire che non ci deve essere un teatro che sia partecipato dal pubblico, facciamo una trasmissione su questo e facciamo un'altra cosa, come dicevo prima, facciamo un altro ragionamento. Io sto semplicemente sostenendo che questa gente sta dandoci regole che riguardano poi il pubblico e il privato senza conoscere la materia, tanto che per loro sistemare una sala all'italiana come quella che ha il maestro Ortombina, o sistemare una sala come quella del Verdi o del teatro di Treviso, del Monaco, è la stessa cosa. Non è vero. Ci passano almeno 10 volte i soldi che... Ho interrotto Corazzari, Bentotto, per completare la domanda e chiedere alla Valeria se c'è una diversità. Corazzari, prego. L'ho interrotto, quindi può terminare il concetto. No, ma io stavo semplicemente puntualizzando. Esistono dei soggetti che fanno cultura e che sono aiutati dal pubblico, dal settore pubblico, sia con una partecipazione diretta di enti pubblici come la Regione, che è all'interno per esempio della compagine societaria dello Stabile, sia attraverso una serie di contributi, perché sappiamo che per esempio il sistema teatrale necessita per potersi sostenere di un contributo pubblico, e questa è una scelta politica che fa lo Stato, così come fanno tutte le regioni. Esiste poi il mondo della cultura, dello spettacolo, che è svolto a livello di attività commerciale, che anch'esso in questo momento soffre, così come soffre il settore pubblico, e che necessita anch'esso di aiuti. Facciamo l'esempio: il lavoratore che oggi è in cassa integrazione lo è tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, perché diversamente non sarebbe possibile mantenere i livelli occupazionali del sistema cultura. Ecco, quindi è un sistema che va guardato nel suo complesso. Poi vorrei dire al grande Giacobazzi, che io seguo dai tempi del Costipanzo Show e quindi è un'ammirazione infinita per lui, voglio dirgli, non è che il Veneto come regione voglia fare in modo diverso rispetto al resto d'Italia. È chiaro che ci sarà un protocollo nazionale che avrà delle norme uguali per tutti, ma quello che diciamo noi è che laddove ci sono le condizioni per fare meglio, per andare più incontro alle esigenze di quei soggetti, di quel territorio, questo vale per tutte le attività economiche, deve valere anche per la cultura, ed è quello che noi vogliamo dire, che se ci saranno delle linee guida ministeriali che non permetteranno alle nostre realtà culturali di svolgere la propria attività sostenendola, noi come regione cercheremo di fare delle modifiche, delle linee guida regionali che vadano incontro a questi soggetti, perché nella nostra realtà abbiamo avuto prova che si può sostenere anche un livello di attenzione tale da permettere l'attività. Valerio, sei breve perché ho la pubblicità. Ce lo hanno dimostrato dal punto di vista sanitario. Ecco, quindi, va bene, Corazzari, abbiamo capito il concetto. Ma perché non farlo? Facciamolo. E questo non può essere un circuito virtuoso per tutti. Ecco, se l'intervento non è una domanda, perché altrimenti non vengo più forte. All'assessore Corazzari, io le chiedo una cortesia. Ho sentito, faccio parte di un tavolo tecnico ristretto della mia associazione di categoria, parlando proprio di riapertura di strutture. Io ho sentito una cosa che mi ha fatto raddrizzare i capelli sparati, ovvero che il modello che il Comitato Tecnico Scientifico che sta seguendo in questo momento è quello per la cultura, quindi per lo spettacolo, è quello del supermercato. Io chiedo, faccio appello veramente all'assessore, che non sia questa il metro di misura di un settore così delicato e così atipico. Appello fatto. Io ringrazio Corazzari e ringrazio anche Giacobazzi, lo voglio vedere però Giacobazzi. Io ho detto, faccio collegamento con Giacobazzi, mi farà qualche sketch, ma credo non sia la serata ideale per poterla fare Giacobazzi, oppure se ha qualcosa da dirmi in chiusura del collegamento con lei. Vediamo se riusciamo a vedere Giacobazzi. Eccolo qua.
Sono qua, è che io dovevo essere al Gran Teatro Geox e purtroppo abbiamo dovuto rimandare la data, non sappiamo a quando, speriamo di poterla fare, e avevo la mia maggior parte delle date di questo periodo in Veneto, quindi purtroppo mi trovo veramente, dovevo andare giù a Roma, dovevo fare Milano, quindi potete immaginarvi, per cui io mi auguro veramente che ci sia modo e maniera di ripartire quanto prima la possibilità che i teatri riaprano, e spero che oltre ad avere la possibilità di riaprire ci siano anche gli spettatori che diano fiducia alle regole che i teatri si vorranno. Quindi speriamo. Bene. Grazie Giacobazzi. Ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Bravo Giacobazzi, bravo. Ho visto che ha la grande stima dei miei ospiti qui in studio, Giacobazzi. Assolutamente. E quindi anche dei collegati che Corazzari viene sempre a vederla, e quindi ha la stima di tutti, e ovviamente è per questo motivo che il Gran Teatro Geox fa sold out ogni volta che lei viene giù. Grazie ancora al collegamento. Grazie anche all'assessore, grazie ovviamente alla disponibilità. Invece Bei e Pippero rimangono con noi, perché poi a Bei devo chiedere molte cose, perché lui non vende solo i biglietti qui in Italia ma in tutto il mondo, quindi se posso rimanere con noi mi fa molto piacere. Andiamo alla pubblicità.